fischio d'inizio, comincia il programma Penalty Play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il dopo incontro, ole ole, canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commette il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma Penalty Play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il dopo incontro, ole ole, canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Eccoci di nuovo insieme anche per oggi pomeriggio, amici di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, per il quotidiano appuntamento con Penalty Play, per raccontare l'informazione sportiva nei suoi approfondimenti legati chiaramente ai tanti vari sport che trattiamo all'interno appunto del nostro programma. Oggi la puntata del mercoledì è pilotata insieme a me anche da Gianluca Virgillito, che andiamo a salutare. Ben trovato. Ciao Ettore, buon pomeriggio a tutti. Allora, sono già usciti gli accoppiamenti di questo secondo turno di playoff per quanto riguarda la Lega Pro, anche un po' a sorpresa, devo dire, un accoppiamento su tutti. Non lo anticipiamo perché tra poco avremo proprio una schermata dettagliata. E allora non dico niente, comunque per quanto riguarda le squadre che partecipano fino ad oggi, diciamo nessuna sorpresa, però gli accoppiamenti sono interessanti. È vero, è vero. Voglio salutare... Ci siamo già abbracciati abbondantemente prima di andare in diretta. Alessio Patti, che con me ha diviso tanti anni di penalty su Sesta Rete, su Video Mediterraneo. Insomma, è stata un'esperienza che portiamo sempre nel nostro cuore. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Certo che la porto nel cuore, d'altronde vengo da qui. Quindi sono nato qui e sono felice soprattutto di vedere tutto questo e ti faccio sempre i miei più sentiti complimenti. Hai seguito il calcio dilettantistico? Ormai sei invece dritto verso il calcio a 5, dove sei diventato ormai un personaggio di assoluto valore. Grazie, ti ringrazio. Quest'anno un po' meno, però ho seguito bene la Serie D, ho seguito abbastanza bene la Lega Pro e tutto il calcio professionistico anche per ragioni lavorative. E devo dire che quest'anno, comunque, a prescindere da tutti gli argomenti che si possono toccare, mi sono davvero divertito. Bene, bene. Tra l'altro, il qui presente Alessio è ospite della nostra trasmissione perché ha da presentare la seconda edizione, anche tu in un certo senso, di un Oscar del calcio, ma soprattutto l'Oscar del calcio a 5. Esatto, Ettore. Ci dai subito una data, così poi dopo avremo modo di parlarne nel dettaglio. Domenica 27 maggio alle ore 17 all'Auditorium Carlo Alberto dalla Chiesa di San Gregorio di Catania, sito appunto in via Carlo Alberto 2, l'Oscar del calcio a 5 siciliano, giunto alla sua seconda edizione, dove premieremo tutti i migliori addetti ai lavori dell'anno, giocatori, allenatori, portieri. Le società verranno insignite di riconoscimenti per aver vinto i campionati. Insomma, vi aspettiamo e adesso avremo anche modo di parlarne. Tra l'altro colgo l'occasione perché la stessa location dell'Oscar del calcio a 5 sarà la location dei Penalty Awards, che come tu ben sai, insomma, abbiamo negli anni anche organizzato insieme. Giunto credo alla quinta edizione. Quinta edizione, noi siamo un po' più vecchiotti in questo senso. E devo dire che anche il tuo premio pian pianino prende sempre più forma negli anni, a conferma che il calcio a 5 è diventato ormai uno sport di assoluta risonanza. Il calcio a 5 negli ultimi anni in Italia ha avuto un climax ascendente davvero molto importante, e il motivo
non bisogna neanche girarci tanto attorno, Ettore, stanno cominciando ad arrivare i soldi. E quando arrivano gli sponsor arriva Soldi, buona parte del sponsor, successo. perché arriva la visibilità, basti Chiaro. pensare che il Maritime Futsal Augusta, che l'anno prossimo lotterà per lo scudetto, per il tricolore, quindi la possibilità di portare il tricolore in Sicilia per la prima volta nella storia, ha portato 4 mesi fa Falcao qui, il più grande giocatore della storia del calcio a 5, questo ha dato risonanza, visibilità. Chiaro. Falcao ha fatto mezz'oretta di giochetti, Chiaro. però su quella mezz'oretta di giochetti ci sono state le telecamere di tutta l'Europa. E quindi Ad Augusta. Quindi questo è risonanza è importante. considerevole. È importante. È considerevole. Andremo poi nel dettaglio anche di questo evento. Adesso vi facciamo vedere intanto la schermata per i nostri contatti all'interno di Penalty Play. Come al solito siamo in diretta anche sulla pagina Facebook Penalty Live. Abbiamo anche un contatto WhatsApp 328 53 58 101 e anche un indirizzo email formattvpenaltyplay@tiscali.it. Allora, Gianluca, iniziamo subito a parlare di Lega Pro, poi voglio sentire anche il parere sul calcio Catania da parte di Alessio. Iniziamo subito con questi accoppiamenti, possiamo far vedere la schermata, si sono svolti nella mattinata di oggi e abbiamo subito all'occhio quel Cosenza Trapani che un po', non dico ci spiazza, però ci fa rendere conto che questo accoppiamento sarà veramente da tripla. Sarà da tripla e soprattutto farà fuori una delle squadre iniziate alla promozione, perché il Cosenza, che se ne dica, è una squadra attrezzata per potercela fare. Quindi sotto questo punto di vista forse il Catania sorride un po', dobbiamo dirlo. Guardando le altre partite, i pronostici sembrano essere quasi chiusi, c'è solo questo Juve Stabia Reggiana che secondo me è partita vera, partita apertissima. Occhio a Piacenza che è arrivata da sfavorita assoluta, invece già ha fatto 2 vittime lungo il cammino. Occhio davvero alla Mentre per quanto formazione. riguarda l'Alessandria, vincitrice tra l'altro della Coppa, L'Alessandria non è un mistero, che secondo paga me. ancora una stagione persa l'anno scorso ai playoff. Sì, è vero, io credo che sia forse l'avversaria più ostica per il Catania, spero proprio che qualcuno la fermi prima della finalissima. Ovviamente il Catania ci deve arrivare, alla fine, su questo non c'è alcun dubbio, però è un avversario davvero tosto, Ettore, soprattutto perché arriva di slancio dopo una partenza negativa, quindi occhio davvero all'Alessandria. Assolutamente. Che ne pensi, Alessio, di questi accoppiamenti, questo Cosenza Trapani, insomma 2 società, 2 squadre che il Catania ha incontrato, col Trapani ci ha perso, con il Cosenza ci ha perso e ci ha vinto, insomma sono 2 squadre che si autoelimineranno da sole, nel senso che una delle 2 soltanto passerà il turno. Chi preferisci non incontrare? Il Trapani, tutta la vita. Tutta la vita. 2 Ti sconfitte. ha impressionato anche quando è venuto qua a Catania? Sì, no, soprattutto sotto il profilo caratteriale, è una squadra che mentalmente riesce a gestire molto bene le grandi gare, ed è proprio per questo che comunque nel doppio confronto col Cosenza li vedo favoriti, proprio per una capacità di gestire molto meglio le varie situazioni di gioco. Sullo stesso piano dell'accoppiamento Cosenza Trapani metto Viterbese Pisa. Sì. Sono entrambe 2 compagini molto interessanti. Il Pisa ha fatto un ottimo girone A, dove tra l'altro le prime 4 sono tutte toscane. Sì. L'altra squadra che ha vinto il torneo in quel girone è il Livorno, la seconda classificata è il Siena, pertanto insomma sarà dura per tutte. Esatto. Secondo me, facendo i dovuti scongiuri, se non dovesse essere il Catania a ottenere la promozione in Serie B, verrà proprio da quel girone, secondo me, la promossa. Sono pienamente convinto pure io. Poi tra l'altro simpatica il discorso del Livorno allenato da Sottil. Sì, vediamo se il Catania è allenato da Lucarelli invece. Tutto un gioco. Quindi Viterbese Pisa secondo me è un altro accoppiamento per il quale sorridere, perché chi esce tra Viterbese e Pisa, e io nel mio piccolo da catanese dico speriamo esca il Pisa, comunque esce un'altra pretendente, un avversario molto ostico. Il Pisa c'ha i singoli, Sì. i singoli importanti, solamente una chicca, no? Perché poi Cosenza Trapani è stata anche l'ultima partita della regular season e sappiamo come è andata a finire. Sì, il Cosenza quindi... ha vinto 4-2, è vero, doppio confronto, è tutto un po' diverso, però il Cosenza lo sa affrontare questo Trapani. È vero, il Cosenza lo sa affrontare anche in maniera positiva, perché come hai detto bene tu, l'ultima giornata praticamente ha condannato il Trapani a questo terzo posto. Esatto. E
in un certo senso ci ha dato una mano d'aiuto a noi del Catania. Verissimo, no? è proprio così. A proposito del Catania, come è andata questa settimana? Hai avuto modo di seguire un po' più da vicino la squadra? Ci dai il termometro della situazione a Torre del Grifo? Allora, per il momento tutto tranquillo, tra virgolette, c'è stata un'amichevole con l'Igea Virtus vinta dalla Catania grazie a Mannè. Per il resto si sta cercando di recuperare tutti gli acciaccati, no? Ricordiamo che nell'ultima giornata mancavano Lodi, mancava Curiale, mancava Ripa, quindi comunque... Beh, ne hanno approfittato per il fatto che la partita con il Rende era sulla carta abbordabile, Assolutamente no? sì, quindi hanno riposato, adesso si cerca di recuperarli e tra l'altro proprio in questi giorni è previsto l'arrivo dei mental coach, quindi si comincia a lavorare anche sotto questo punto di Mi vista dai lo per preparare i spunto? playoff. Gianluca, mi stai dando lo spunto? E io l'assist cerco di lanciare. Allora, l'hai lanciato e io Allora lo devi fare ribatto gol. subito. Allora devo fare io il gol. Sì, Ok. sì, anche perché domenica scorsa a penalty è stata, insomma, è stato un argomento super trattato ed alcuni, me medesimo, hanno detto che secondo me non c'entrano niente i mental coach nel mondo del calcio, soprattutto in quello dei professionisti, anche perché, parliamoci chiaro, questi professionisti guadagnano abbastanza, non hanno più di tanto bollette da pagare, sono super pagati, sono super coccolati. Qual è il loro problema? Pensare di giocare una partita difficile? Allora capiamo bene che forse la parola mental coach è stata esageratamente usata. Alessio. Ettore, qua potremmo scrivere dei libri. Io credo che comunque la figura di uno psicologo professionista può essere di aiuto. Non in questa circostanza però. Il mental coach è una figura che fa un determinato tipo di lavoro. Dall'inizio della stagione, dal primo giorno di preparazione atletica, entra come qualunque tipo di persona vada da uno psicoterapeuta per affrontare i Ma propri perché un problemi. calciatore deve andare da uno psicoterapeuta? Perché è un essere umano e comunque ha i suoi fantasmi e le sue paure da affrontare. Il problema è che chiunque vada da uno psicoterapeuta, con quello psicoterapeuta deve instaurare ad esempio un feeling, ci vuole tempo. Arrivare 10 giorni prima no, dai è playoff, ancora peggio, sì. secondo me non ha alcun senso. Assolutamente. Fermo restando che in una piazza come Catania, in un ambiente come questo e in una circostanza come questa, le motivazioni vengono da sole. E infatti, Quindi ma come vengono io da sole anche credo- quando tu sei un professionista io di Serie A. io cerco anche di guardare le sfaccettature di un aspetto del genere. Non abbiamo la certezza, ovviamente io la butto lì, Vai. non abbiamo la certezza che questi mental coach siano per Lucarelli più che per la squadra, perché Lucarelli ha avuto serie difficoltà a interfacciarsi con un gruppo Questo è che che è doveva vero. relazionarsi a 19.000 spettatori. Quindi tu pensi che addirittura sia stato preso più per Lucarelli Io credo, credo uno per la squadra e uno Guarda che per la Lucarelli. sua idea non è sbagliata. Seconda per la cosa, provocazione. e vi lascio Sì? la parola, attenzione all'altra faccia della medaglia, perché se da un lato i mental coach potrebbero dare quell'effetto placebo, perché di questo si tratta, di un Infatti. effetto placebo ai giocatori, guardiamo l'altra faccia della medaglia. Vi abbiamo preso pure mental coach, ora non avete più Non scuse. avete più La possibilità di pressione sbagliare. aumenta, quindi per me è un'arma a doppio taglio e forse era meglio lasciare le cose come stavano. Condivido. Gianluca, la tua? Ma devo dire che Alessio è stato molto chiaro, io condivido le sue considerazioni, però dico anche che in un calcio che si trasforma, Ettore, noi forse siamo cultori di un calcio romantico, pur essendo giovani, comunque abbiamo il piacere di andare a rivedere partite, diciamo, datate, e lì sappiamo bene che di mental coach se ne faceva a meno tranquillamente. No, eppure devo smentirti perché negli anni 70 il Milan aveva un suo mental coach ed era Padre Egidio, che era il padre spirituale di Gianni Rivera e automaticamente era il padre spirituale di quel Milan di Nereo Rocco che poi vinse tutto in Europa. Però un'eccezione che conferma la regola. Sì, purtroppo sì, però io credo che il giocatore degli anni 70 rapportato al giocatore di questo terzo millennio, un po' di differenze ci stanno. Guarda, io sinceramente sposo la scelta della società di andarli a prendere proprio perché poi vai a dare un carico di responsabilità e secondo me è giusto che ce l'abbiano sia il tecnico che i giocatori, perché Alessio dice una cosa giustissima, Alessio dice adesso non avete più scuse, lo Monaco più volte prima del termine della stagione regolare ha detto faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per provare a vincere questi playoff. È chiaro che nel momento in cui si fallisce qualcuno salirà al patibolo. Qualcuno dovrà pagare, come si suol Esattamente. dire. Ed è chiaro che
comunque la società, io dico che è un'arma a doppio taglio, Sì. la società fa bene a tentarle tutte, Ah, no, no, attenzione, su questo non, sì, non volevo... no, sono d'accordo, la deve società fa bene tentare a tutte le tentarle possibilità, tutte, certo, fa bene ci a tentarle mancherebbe. tutte. E vedremo allora cosa succederà. Siamo qui, non dico alla finestra, ma vedremo e sentiremo sicuramente cosa accadrà. Vedremo soprattutto cosa accadrà anche in prospettiva degli accoppiamenti, no? Perché Sì. il prossimo turno entriamo in gioco anche noi del Catania. Sì, aspettiamo questo sorteggio, tra l'altro si dovrà capire se si comincerà in caso fuori, verrà sorteggiato anche questo aspetto. Quindi l'unica cosa certa è che qualora passasse il Trapani questo turno, il primo della fase nazionale, il Catania non potrebbe incontrarlo, sì, la per migliore regolamento. terza. Pertanto vedremo cosa succederà. Intanto le partite si giocheranno il 20 e il 23, quindi settimana prossima conosceremo le 8 squadre ufficiali che giocheranno. No, 8? Sì, otto. le 5 vincenti di 5 questo più turno 3, più le 3 sì, seconde. giusto, 8 Quindi si squadre, va anche perché direttamente dovevano ai essere per quarti. forza pari poi per andare Esatto. ad eliminazione diretta. Bene, voltiamo pagina perché voglio sentire un po' il parere post Vibonese Troina, no? Che ha accompagnato anche un po' la nostra trasmissione sia lunedì e volendo anche indirettamente ieri, martedì, quando abbiamo parlato di calcio giovanile. È stata una debacle? No, è stata solo sfortuna, il pallone rotondo. Certo, qualcuno ci ha messo del suo, secondo me l'arbitro soprattutto, che ha annullato un gol che a detta di tutti, e l'abbiamo visto anche attraverso le immagini, probabilmente non era da annullare. Poi è chiaro che la lotteria dei rigori, come dico sempre io, un terno all'otto ci può anche stare. Ma la Vibonese che c'entrava con questo campionato di Serie D? Non c'entrava nulla e la redazione di Masport per cui scrivo, per cui lavoro, che dirigo, lo sai, ha intervistato Caffo proprio mentre la Vibonese veniva esclusa, secondo me ingiustamente, dal campionato di Serie C, con una promessa. Mi chiuse il telefono mentre parlavamo, mi disse torneremo dove ci spetta, e alla fine ce l'hanno fatta. È vero che sulla partita si potrebbe dire molto, perché gli episodi condannano ingiustamente un Troina che ci ha provato, chissà che magari poi con i ripescaggi, anche se questa novità delle seconde squadre che verranno iscritte dalla Serie A nel campionato di Serie C rischia secondo me di andare a minare la possibilità poi di vedere quartieri, città, piazze importanti in campionati professionistici. Anche io sono di questa idea, secondo me non sposo per nulla l'idea che alcune società professionistiche possono partecipare ai campionati anche di Serie C e addirittura vincendoli possono poi disputare anche il campionato di Serie B, probabilmente addirittura dalla prossima stagione si parla. Sì, dalla prossima stagione, qualora squadre di Serie C non riuscissero ad iscriversi, sarebbero subito pronte sostituite dalle seconde squadre. C'è diciamo un target, vai a prendere prima una seconda squadra, poi eventualmente una retrocessa oppure una del campionato di Serie D. Vedremo anche in questo, quindi sarà un'estate lunga, piena di novità. Tu che ne pensi del Troina, sconfitto sul campo, ma moralmente uno dei vincitori di questo campionato di Serie D? Alessio? È un peccato perché per il Troina c'è stato un momento che, se non ricordo 10 male, punti. 10 punti di vantaggio. Probabilmente deve piangere quello il Troina. È chiaro che quel gol è inannullabile. Sì. Tu hai detto probabilmente un errore. Adesso tra poco lo vedremo. È uno scandalo. Tra l'altro un'azione geometricamente perfetta, con scambi veloci. Non si può annullare quel gol. È lo specchio comunque di una serie di ingiustizie. La Vibonese non deve essere in questo campionato, il Troina viene condannato da un'ingiustizia, un errore di decisione arbitrale. Peccato per il Troina. Adesso ci sono i playoff, sì, ma giocheranno con l'Igea Virtus. I playoff comunque lasciano in Serie D, sappiamo bene che lasciano il tempo che trovano, perché danno solo un diritto al ripescaggio, sì. Non danno danno un diritto alla classifica del ripescaggio. Esatto, sì. Sotto questo punto di vista potrebbero anche essere gare inutili. Sì, infatti secondo me fare un playoff nazionale di quella portata e far spendere una barca di soldi alle squadre, secondo me è assolutamente Io direi eventualmente di sostituire, dare la possibilità veramente, almeno soltanto alla prima che vince questo mini torneo, di accedere alla Lega Pro attraverso appunto un playoff vincente. Esatto. Insomma, questa è una scelta che la Lega dovrebbe ben valutare. Guardiamocela questa clip sull'incontro di Reggio Calabria tra la Vibonese ed il Troina, ci guardiamo anche i gol, i rigori, purtroppo ci guardiamo anche il gol annullato più che i gol, e soprattutto le reti attraverso i calci di rigore. E poi alla fine intervista anche l'allenatore della Vibonese, così come il presidente Caffo.
Beh, era giusto così, insomma, quando sono arrivato a novembre la società mi aveva chiamato perché ci si credeva, no? Nonostante i punti di svantaggio che c'erano. Certo, rincorrere sempre ogni domenica non è stato facile, però i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano durante questo periodo. Qualche volta abbiamo fatto qualche mezzo passo falso con squadre di bassa classifica, però ci sta di pagare appunto lo sforzo di dover sempre seguire. Oltretutto c'era anche la nocerina, quindi fino a qualche domenica fa non era facile fare quello che si è fatto. Merito sicuramente la squadra. Devo dire un grande grazie alla città di Reggio, anche per il calore che abbiamo avuto oggi, ma anche nei giorni scorsi andavamo nei bar, dicevamo ma perché siete qua? Cioè per la partita, e tutti ci siamo composti, insomma la Calabria si unisce. Un altro anno avremo 5 squadre, può essere che qualcuno magari andrà avanti, ma non lo so, ma diciamo 5 squadre in Serie C, non mi sembra per la Calabria una cosa indifferente, significa... di questo io sono cosciente, di questo sono orgoglioso per la gente che è venuta, per la città di Vibo, la città è anche del Vibonese, forse come mai, come è stato in passato. Qua c'è Maurizio che per tanti anni ha seguito la Vibonese anche fuori nei momenti migliori, mai è stato fatto qualcosa come ora, come oggi. Speriamo un altro anno di fare, non è una promessa, è un impegno, di fare una buona squadra per dare ulteriore soddisfazione. Beh, sicuramente tanta amarezza a Troina, però coscienti di avere dato tutto quello che era possibile dare. Le ha dette sicuramente in maniera forte Pagana, oggi un po' più rilassato, perché dopo la partita, insomma, le sue dichiarazioni invece erano totalmente opposte, forti, di grande protesta. Forse l'amarezza in quel caso lo aveva completamente avvolto, e insomma bisogna aspettare un po' prima di andare a fare delle dichiarazioni, che tra l'altro io personalmente condivido. Sì, no? non mi dispiace che probabilmente gli costeranno una squalifica, forse una multa anche alla società, Sì. però credo che ogni tanto determinate cose vadano dette, Sì. perché le terne arbitrali poi devono ragionare sugli errori che fanno e capire che possono costare i campionati. Quindi mi dispiace veramente tanto. Un anno di sacrifici. Mi dispiace veramente tanto per il Troina. È vero, è vero. Secondo te come finirà Troina adesso? Vorranno ripartire, come in un certo senso ha lasciato intendere Beppe Pagana, oppure si prenderanno
insomma, un momento di riflessione per valutare bene quello che potrebbe essere il prossimo anno. Ma bisogna capire se ci saranno i presupposti per un ripescaggio, intanto, che è quello di cui parlavamo prima anche fuori onda. È chiaro che il progetto deve continuare, si può provare a rilanciare, bisogna capire anche se qualcuno andrà a chiedere alcuni giocatori, quindi bisogna fare tutta una serie di considerazioni prima di capire se questa squadra anche l'anno prossimo eventualmente potrà lottare per una promozione. Noi ce lo auguriamo, ovviamente. Siamo assolutamente tutti d'accordo. Allora, voglio parlare un po' di calcio a 5 e poi dopo parleremo anche dell'Oscar del calcio a 5, giorno 27 a San Gregorio. Parlando di calcio a 5, che stagione è stata, Alessio? Ma la quest'anno? Sicilia non può fare altro che sorridere, Ettore. Per la prima volta dopo 14 anni ritroviamo due squadre nella massima serie, Maritime Futsal Augusta e Meta Brico City. Sì. E con la Maritime, che non si è nascosta dietro un dito, costruirà una squadra per vincere il campionato di Serie Addirittura, A. quindi i propositi sono bellicosi. Assolutamente, mentre la Meta chiaramente farà un campionato, cioè l'obiettivo è quello di costruire un campionato tranquillo. In A2, quindi in cadetteria, abbiamo una squadra siciliana che è il Real Cefalù, che è approdata, ha vinto il campionato di Serie B e si affaccia alla cadetteria. In Serie B, se tutto va come deve andare, ci saranno ben 8 squadre siciliane. Si tratta dell'Assoporto, del Galbuto, del Catania Futsal Club, nuova società nata dalla fusione di Catania Librino e Sporting Catania, Sì. entrambe di Librino, Real Parco e Mascalucia, che hanno mantenuto la Serie B, con l'aggiunta di Mabonat, Arcobaleno Ispica, che hanno vinto il campionato di Serie C1, e Akragas. Tra l'altro qui Sì. stanno andando in onda le immagini di Akragas Mabonat, uno dei match più divertenti della C1, il girone A di C1 di quest'anno. E l'Akragas dovrebbe chiaramente tranquillamente ottenere il ripescaggio qualora volesse chiederlo, perché ha vinto i playoff intergirone ed è approdata agli spareggi nazionali. Quindi un anno veramente prolifico per la anche per in la prospettiva Sicilia. per la prossima stagione, perché 8 squadre hanno quasi completato un girone. Assolutamente, la volontà della divisione è quella di ricostruire nuovamente 8 gironi da 14 di Serie B. Nel girone H, quello del sud, più a sud di tutti, è più probabile perché con 8 siciliani basta aggiungerne 6 calabresi. Io credo che poi la soluzione verrà ridotta a 12, quindi 8 siciliani e 4 calabresi del sud, quindi significa meno costi di trasferta. Senti Alessio, nel 2015 il progetto Penalty, mi ricordo su Video Mediterraneo, si allargò anche presentando la trasmissione Penalty Futsal. Sì. Sono passati 2 anni, mi ricordo quando al 2016, quando al debutto fu quasi una scommessa per tutti noi, se ti ricordi bene, però da lì partì probabilmente un modo diverso anche per raccontare il calcio a 5 in televisione, perché la visibilità della televisione ti porta poi a diventare molto popolare, però è anche vero che rispetto al calcio i partner economici si sono avvicinati molto di più rispetto appunto al calcio a 11. Voglio spezzare Grazie anche a questo. Voglio spezzare una lancia a favore, proprio perché mi è servito un assist importantissimo, voglio spezzare una lancia nei confronti di Andrea Montemurro, presidente della divisione. Sì. Un presidente molto vulcanico, pirotecnico, che quest'anno ha portato tante riforme, molte sono state discusse, però su una cosa ha stravinto: la visibilità. Ecco. Per la prima volta le partite di Serie A sono andate in onda su Sport Italia, sono andate in onda su Fox Sport, sono andate in onda su Sky. Questo ha avvicinato notevolmente grosse aziende. Certo, In più stanno ritornando in auge realtà che stanno ricominciando a mettere denaro. Basti andare in Piemonte, Asti sta tornando nuovamente a grandi livelli. E la mitica Augusta, che un po' era il fiore all'occhiello del calcio a 5 siciliano sino a un paio di anni fa. Fortunatamente Augusta gode del Maritime, però l'Augusta 1986, quei colori nero-verdi che hanno incantato gli occhi di tutta l'Italia con i suoi junior, Adriano Foglia, e che più ne ha più ne metta, oggi di questa Augusta possiamo raccontare solo una retrocessione in Serie C2. Sicuramente si sta cercando di risollevare la realtà, però chiaramente, vista la visibilità che sta avendo il Maritime, è complicato avere due società grossissime nella stessa realtà, certo. Però in generale il movimento
che se ne dica dalla il campionato italiano di calcio a 5 sta crescendo, il movimento italiano sta crescendo e non resta altro che alimentare questa crescita. Sono d'accordo. Prima di andare in pubblicità, la battuta sul calcio a 5 voglio farla anche a te, perché dai. Masport insomma ha delle belle finestre proprio sul calcio a 5, quindi Si avvale la di una Rete, penna lo che è so che proprio si quella avvale di della Alessio, penna di quindi- Alessio, però per dire che comunque i portali aiutano perché la Rete divulga il tutto, no? Gianluca. Io ci ho creduto tantissimo e quando E io abbozzai il ancora prima di progetto, te con Penalty quando abbozzai Futsal. il progetto di Massport, la prima cosa che feci, una delle prime cose che feci fu andare da Alessio e dirgli scriviamo di calcio a 5 perché secondo me spacchiamo facendolo, e poi abbiamo avuto ragione. Perfetto, bene, siamo contenti perché quando una disciplina sportiva aumenta di visibilità vuol dire dare più spazio a tanti giovani, a tanti imprenditori e quindi insomma gustare il successo di una disciplina che comunque piace sempre di più. Certo, d'estate adesso con l'arrivo del beach c'è una scopiazzatura molto estiva del futsal, però è anche vero che se il beach è troppo legato, secondo me, a quei 2 o 3 mesi estivi, il futsal ormai lo gustiamo veramente 9 mesi su 12, Sì, anche sì, 10, sì, tranquillamente, probabilmente su no, 12. hai colto nel segno perché le attività cominciano a settembre e finiscono a maggio, non si arriva a giugno, ma finiscono a maggio, e, davvero ce n'è di tutti i colori, tra l'altro quest'anno a fine anno ci saranno i mondiali, Sì. mondiali di calcio a 5. Dove si svolgeranno? Mi trovi impreparato su questo, Anche Ettore. io sono impreparato, pensavo lo Mi sapessi. trovi impreparato, ma non sono impreparato sulla questione della nostra nazionale che è davvero in totale rifondazione e sono contento che ci sia questa rifondazione perché abbiamo molti più italiani. Finalmente. Perdiamo forse qualcosina in termini di qualità, ma stiamo costruendo. Soprattutto abbiamo un catanese in nazionale che è Carmelo Musumeci, al Sì. quale facciamo un grandissimo in bocca al lupo e gli auguriamo di arrivarci in questi mondiali perché saranno molto duri Una i vetrina gironi bellissima, di certo. qualificazione. Perfetto, ci fermiamo, abbiamo lo spazio pubblicitario, tra poco rientreremo per la seconda parte e parleremo ancora di calcio a 5 con l'Oscar organizzato da Alessio Patti per giorno 27 di maggio, ma parleremo anche di una partita importantissima che si svolgerà domenica tra il Città di Sant'Agata e la Fragolese, valevole per i playoff nazionali del campionato di eccellenza. A tra poco. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobil Fan. Infoline 336 9207 27.
Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty Play, tutti i pomeriggi tra un caffè e un digestivo per gli approfondimenti sportivi e non solo. Vi ricordo il lunedì l'appuntamento con l'approfondimento legato al mondo del calcio dilettantistico, il martedì invece l'approfondimento è legato solo ed unicamente al calcio giovanile, ai settori giovanili, ai tornei regionali che si stanno per concludere. Il mercoledì, come avete potuto ben vedere, parliamo di Lega Pro e non solo. Oggi tra l'altro ospite anche Alessio Patti per parlare di calcio a 5. Domani giovedì la puntata, come tutti ben sanno, è invece legata un po' più alla musica, all'arte, allo spettacolo, al cinema, al teatro. Il venerdì ritorniamo a parlare di approfondimenti sportivi proprio nella prospettiva legata alla domenica siciliana. Allora, ritorniamo a parlare di calcio, parliamo velocissimamente con gli ospiti di oggi, poi uno è l'ospite, Alessio, che poi non è neanche ospite perché lui ha sempre fatto parte della famiglia di Penalty, l'altro è Gianluca invece che è fisso il mercoledì. Siamo in casa oggi, Siamo in casa. Allora, Gianluca, parlando di nuovo di calcio, abbiamo detto che per quanto riguarda i campionati di eccellenza, Città di Messina e Marsala vincono il campionato, il Dattilo batte il Licata e vola per giocare la semifinale dei playoff nazionali, mentre invece l'altra squadra sì farà una partita di finale nazionale playoff, però sembrerebbe anche una partita molto impegnativa perché gioca con la Fragolese, che ha una certa tradizione anche di Serie C più di 20 anni fa, ma sempre un nome importante. Come vedi questo incontro per la squadra di Bellinvia? Ma questi campionati sono davvero difficilissimi, non hanno forse neanche la visibilità che meriterebbero, quindi benvengano programmi e finestre come la tua, Ettore, che poi vanno a raccontare proprio queste realtà. Sì, partite facili non ce ne sono a prescindere, soprattutto in queste fasi, ma come hai detto tu, tra tradizione, poi magari la possibilità anche di imporsi di nuovo in categorie più adeguate a quelle che è il blasone, quella che è la tradizione, poi potrebbero giocare un ruolo determinante in queste sfide. Spesso e volentieri queste differenze nascono proprio quando c'è una tradizione, un passato che aiuta chiaramente notevolmente anche dal punto di vista mentale la squadra, che chiaramente andando a giocare in campi meno conosciuti fa valere il peso della sua storia. Hai seguito il campionato di eccellenza? Poco. Marsala e Città di Messina promossi in Serie D. Prossimo anno il Messina ha 2 squadre in Serie D con la CR, pertanto un po' di confusione? Beh, Ettore, negli anni di Penalty abbiamo visto la crescita di questo Città di Messina, se ricordi, partito dalla prima categoria in sordina, Sì. sembrava costruire un apparato dirigenziale molto importante. La promozione in Serie D ne è la prova. Ai tempi si parlava addirittura di un'acquisizione del titolo Sì, della CR, sì. che poi non l'ha voluto Che poi non cedere, ha voluto cedere. perché è chiaro. Arrivati a certi livelli, poi io sono contrario. Secondo me bisogna unire le forze. Soprattutto per una città come Messina. Esatto, poi complimenti comunque al Città di Messina Chiaro. per quello che ha costruito, Chiaro. Marsala non lo scopriamo di certo oggi. A Marsala noi tutti ci auguriamo che si stabilizzi, eviti di essere soltanto fuochi di paglia e poi Esatto. dopo ricadere di nuovo nel dimenticatoio e ricominciare di nuovo come è successo quest'anno. Esatto. Tra l'altro è una squadra che ultimamente ha avuto un po' quell'effetto yo-yo di su e giù, quindi gli auguriamo veramente di arrivare in Serie D, salvarsi e poi costruire qualcosa di più, perché non è semplice vivere sotto l'ombra di una società molto più importante che quella del Trapani, Certo. perché è chiaro che se ci sono forze economiche di un certo tipo Chiaro. le attira. Ma commercialmente lo sappiamo tutti, Marsala è un centro di grande Assolutamente. qualità, perché anche il Marsala ha fatto la Lega Pro, la Assolutamente. vecchia Serie C per molti anni. Esatto. Si giocava addirittura anche a Matarazzi, che fu campione del mondo, cioè, Esatto. voglio dire. Mentre per quanto riguarda il Città di Sant'Agata, io voglio fare i miei più sentiti complimenti a mister Santino Bellinvia. Un altro che- ennesimo playoff. Sì, ma è un vincente. È un vincente. È un vincente. Io non lo conosco personalmente, non so quale sia la sua vita privata e non voglio entrare nel merito. È chiaro che se questa persona non è ad allenare in altri palcoscenici è perché probabilmente ha fatto delle scelte. Probabilmente Perché un sì. vincente ogni anno fa bene. È vero, è vero.
Tra l'altro colgo l'occasione anche per dire che domenica 27 a penalty alle 19 verranno presentate le nomination per quanto riguarda gli atleti, i dirigenti, gli allenatori per questa quinta edizione dei Penalty Awards. Ritornando a parlare della città di Sant'Agata, sentiamoci l'intervista che ha rilasciato il presidente del città di Sant'Agata, Bernardo Paratore. Un'annata che noi speravamo di concludere con la vittoria diretta del campionato, non ci siamo riusciti, sempre per meriti del città di Messina, non sicuramente per dei meriti nostri, e adesso ci godiamo questo momento e siamo pronti per questa battaglia calcistica. Diciamo che sbarchiamo in campo nazionale, andiamo ad affrontare una squadra di un blasone eccellente, una squadra che sicuramente di questi campionati ne ha fatti veramente parecchio e ha fatto sicuramente campionati ancora più importanti. Una squadra quadrata, una squadra che insieme al Savoia hanno dominato il loro campionato, il campionato campano, ed è una squadra che sicuramente sarà difficile battere, ma noi ce la proveremo tutta e spero di farlo. Certo, potevamo essere più fortunati per quanto riguarda i sorteggi, però vado a vedere quello che è successo anche nella Coppa Italia nostra, nella Coppa Sicilia, lì abbiamo avuto sempre gli incontri in casa e poi fuori gli incontri, i ritorni, e ci è andata sempre bene. Speriamo che sia così anche stavolta. I ragazzi sono concentratissimi, stanno bene, hanno recuperato questa settimana di pausa, sicuramente ha fatto bene a tutti loro. Il mister ha potuto recuperare tutti i giocatori, l'unico che non recuperiamo per questioni di ammonizioni è Giorgio Cicirello, che non ci sarà, ma per il resto la squadra è tonica, è carica e crede nell'obiettivo. Il 12° uomo in campo è sicuramente il pubblico santagatese, quello che si è riavvicinato, quello che ci sta seguendo, quello che ci incoraggia. Non vediamo l'ora di affrontare la Fragolese e non vediamo l'ora di rivedere tutti i santagatesi all'Enzo Vasi di Gliache di Piraino domenica pomeriggio. Fino alle 3:30 di pomeriggio di domenica pomeriggio fate quello che volete. A un certo punto staccate le lancette, fermate il tempo e per 2 ore venite a tifare la vostra squadra, perché la squadra è vostra, tifare il vostro paese, perché portiamo il nome della nostra amata Sant'Agata, e venire a tifare 90 minuti a tutto gas. Tutti quindi a Gliaca per vedersi questo incontro importantissimo tra il città di Sant'Agata e la squadra campana di Afragola, quindi la Fragolese. Sarà sicuramente una partita da non perdere, perché ci sarà molta intensità. Ho avuto modo di sentire proprio nella giornata di ieri il mister Santino Bellinvia, e ha detto Alessio che insomma loro se la giocheranno la partita, e Santino sa benissimo cosa vuol dire giocarsi i playoff, ne ha giocati tanti e li ha pure vinti. Assolutamente, Ettore. Assolutamente. Il città di Sant'Agata deve gettare il cuore oltre l'ostacolo. Facciamo davvero un grande in bocca al lupo, i presupposti ci sono tutti. Sappiamo bene che le squadre di Bellinvia sono ben messe in campo, sono coriacee, sono psicologicamente pronte ad affrontare queste partite. Quindi guai ai campani a sottovalutare i messinesi. La Fragolese sicuramente dalla sua ha una grande storia, e abbiamo preso uno stralcio di un'intervista rilasciata da Orlando Stiletti, che è il direttore sportivo appunto della Fragolese, che ha detto a chiare lettere che verrà qui e sperano veramente di giocare una grande partita. Assolutamente, io credo che dopo 6-7 mesi di lavoro sia stato fatto un ottimo lavoro, perché in tutti questi tempi noi abbiamo perso solo una partita, sbagliando 2 calci di rigore proprio a Torre Annunziata. Poi da quel momento insomma abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, però la squadra si è comportata sempre bene e oggi non è detto che possiamo realizzare questo sogno che ha da Fragola, che è la Serie D, vincendo questi playoff. Sarebbe una soddisfazione doppia vincerle pure queste partite, come ci stiamo attrezzando, proprio per dare una soddisfazione a questa società che sono 4 anni che cerca di raggiungere questo obiettivo, vincendo un campionato di promozione. L'anno scorso
sono arrivati secondi perdendo proprio contro di noi, e quest'anno stiamo cercando di raggiungere questo obiettivo. Allora, Orlando, noi dobbiamo aspettare l'altra settimana per andare a Sant'Agata. Secondo me Sant'Antonio sarà più forte di Sant'Agata. Diciamo che tutte le persone sicuramente Sant'Agata è femminile, Sant'Antonio è maschile. Ci stiamo preparando bene, quindi partiremo sabato con tutta la società, i calciatori, lo staff, tutti insieme, una sola famiglia, e cercheremo di fare il risultato in Sicilia. E questo è l'augurio che facciamo anche noi. Avete sentito bene, tifosi di Sant'Agata, organizzatevi, mi raccomando, tifate alla grande per la vostra squadra, così insomma i campani torneranno a casa, sicuramente non certamente con un risultato positivo, è quello che noi ci auguriamo. Si giocherà chiaramente questa domenica e poi il ritorno domenica 27. Allora, siamo nella parte finale, ti ho un po' abbandonato oggi perché insomma abbiamo parlato di calcio a 5, tu non sei un grandissimo fan, lo segui, però il tuo calcio a 11 lo metti sempre in un piedistallo superiore. Mi fa piacere ascoltare chi è che lo segue invece e sa parlarne professionalmente con una dovizia di particolare, quindi vi ho ascoltato con piacere. Bene, bene, bene. Adesso parliamo di questo Oscar del calcio, Alessio, che si svolgerà giorno 27 all'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania. È giunta la sua seconda edizione, abbiamo anche qualche immagine della scorsa edizione che si è svolta a Palermo. Al Cineteatro Golden. Potete vedere me e Alessandro Castellese presentare la prima edizione. L'Oscar del calcio a 5 è organizzato a Futsal Sicilia quest'anno per la seconda volta con la collaborazione dell'Associazione Culturale Radiusu. Trova la sua base, per chi se lo ricorda, nei Penalty Awards del 2016, dove si è dedicato uno spazio al calcio a 5. Infatti fu un'iniziativa che poi ispirò in un certo senso il tuo Oscar. Ma soprattutto ispirò l'intero movimento, Ettore, perché chi segue bene o male il calcio a 5 siciliano sa che io sono a stretto contatto con la maggior parte di tutti gli addetti ai lavori, e questo ha spinto la richiesta di un premio specifico che io ho organizzato lo scorso anno e quest'anno con il mio collaboratore, grandissimo amico Giovanni Lombardo, proprietario del marchio Futsal Sicilia, di cui io sono più che altro il direttore da un punto di vista giornalistico. È un portale vero e proprio. È un portale vero e proprio, www.futsalsicilia.com, dove si possono trovare tutti gli aggiornamenti sulle squadre di calcio a 5 siciliane. È un evento che convoglia a sé tutti gli addetti ai lavori, dalla Serie A2 alla Serie C2. Non abbiamo potuto includere la Serie D per motivi chiaramente logistici, stiamo parlando di 15 gironi in tutta la Sicilia, sarebbe davvero complicato, però chiaramente non li escludiamo col pensiero. La Kermesse andrà a premiare i migliori giocatori, allenatori, portieri e under per il campionato di Serie C1, miglior giocatore, portiere, allenatore per la Serie C2. La differenza dell'under sta che in C1 è obbligatorio, in C2 no, quindi sarebbe iniqua la situazione. Mentre per quanto riguarda i campionati nazionali abbiamo convogliato tutti i giocatori di movimento e portieri di tutte le squadre siciliane partecipanti ai campionati di B e A2 in un'unica lista di nomination, dalla quale viene fuori il pallone d'oro e per la prima volta quest'anno il guanto d'oro. Quindi la novità, la differenza forse rispetto anche un po' alle altre kermesse siciliane, è che noi abbiamo applicato lo stesso criterio del pallone d'oro FIFA, cioè a votare i vincitori sono gli stessi addetti ai lavori. Bene. Tramite queste nomination noi abbiamo costruito delle schede voto che abbiamo consegnato agli allenatori e ai capitani di tutte le squadre di tutti i campionati
chiamati in causa, che hanno espresso le loro preferenze dandone 3, no? La prima 5 punti, alla seconda 3 punti, alla terza 1 punto, proprio come fanno gli allenatori delle nazionali di calcio per votare il pallone d'oro FIFA e i capitani delle nazionali di calcio per votare il miglior allenatore dell'anno. Quindi questo perché il messaggio che vogliamo far passare è che questo Oscar del futsal non è di Alessio Patti, non è di Giovanni Lombardo, non è di Futsal Sicilia, ma di tutto l'intero movimento. Di tutto l'intero movimento. Non abbiamo alcun interesse ad appropriarci di qualcosa che costruiscono tutti i giocatori, allenatori, dirigenti, giorno dopo giorno, perché se non ci fossero loro, io durante la mia settimana parlerei di patatine fritte. Gianluca, guarda, o di popcorn. O di popcorn. Come si sta dicendo in questo periodo. Voglio, prima di concludere, sì. Ettore, voglio anche ringraziare chi ci ha dato una grossa mano in questo, soprattutto Metaservice e Metabrico City di Enrico Musumeci e LR Impianti Lorenzo Raciti ci hanno dato una mano molto importante in questo. Gli sponsor sono sempre fondamentali, quindi mi raccomando, aiutate quando ci sono queste belle iniziative. Mi fa piacere che Alessio abbia sottolineato come appunto l'idea di un premio sia nato grazie anche a Penalty, che appunto nel 2016 aveva inserito anche e soprattutto il calcio a 5 coinvolgendo quel movimento, e da lì è partito poi quello che secondo me potrà diventare veramente un grande riferimento. Anzi, lo è già. L'idea che già era anche balenata in mente al mio socio Giovanni Lombardo, che in quell'edizione venne come candidato a miglior dirigente del CUS Palermo, da lì poi è nato un mondo. Bene, siamo contenti. L'abbiamo veramente coltivata e coccolata, oggi con tanta fatica possiamo dire di aver costruito una kermesse importante, l'anno scorso quasi 600 spettatori, quest'anno se ne preannunciano di più, quindi vi aspettiamo, via Carlo Alberto 2, San Gregorio di Catania, Auditorium Carlo Alberto dalla Chiesa, domenica 27 maggio alle ore 17. Viva il futsal, Ettore, fammelo dire. Assolutamente, tu sai come sono pienamente d'accordo quando c'è da appoggiare il futsal, mi sento anch'io protagonista insieme a te negli anni. Allora, Gianluca non è più neanche un giornalista, è diventato un manager. Ormai Alessio è tutto fare. Non esageriamo, vi ringrazio. A proposito, ma le cariche del futsal siciliano verranno rinnovate presto? Quando parli da un punto di vista federale? Sì. Noi facciamo... Così diamo un'informazione anche ai nostri amici a Sì, casa. anche proprio per cultura. Sì. Il calcio a 5 fa sempre capo a Santino Lopresti. Certo, che è il presidente della Lega LND di Sicilia, e poi a cascata si va per... Il calcio a 5 ha una sua area all'interno di ogni provincia, della regione. Il delegato regionale è Massimiliano Birkler, e poi a cascata tutti i delegati provinciali che organizzano i vari campionati. Bene, insomma, non ci siamo fatti mancare nulla, abbiamo dato tutte le informazioni possibili sia sul premio che anche sulla federazione legata appunto al calcio a 5. Passiamo ai saluti. Allora, Gianluca, aspettiamo questo Catania che si sta preparando per il primo match, chiaramente non sapremo se si gioca in casa o si gioca fuori casa. Soltanto al termine delle partite. Delle partite che saranno il 20 e il 23, mi pare. Sì. 20 e 23, e conosceremo poi automaticamente chi andrà a scontrarsi contro la squadra di Lucarelli, che si sta preparando. Ci confermi che lavora con molta attenzione, c'è anche qualcuno a bordo campo, il mental coach, che guardano i ragazzi. No, ci si deve preparare per forza, altrimenti si andrebbe incontro ad una brutta figura, quindi questo sicuramente è fuori da Senti, ma il ogni termometro dubbio. dei tifosi, tu che hai avuto modo di vederli e sentirli? C'è attesa Ettore, soprattutto c'è attesa anche nei confronti di quei giocatori che per un motivo o per l'altro hanno reso meno, comunque sono andati via via spegnendosi durante la stagione, anche perché giocando una partita ogni 3 giorni probabilmente ci sarà bisogno di tutti, bisogna far fronte ad eventuali squalifiche, ad eventuali infortuni. Ora più che mai secondo me può valere quel fattore rosa ampia di cui abbiamo tanto parlato durante quest'anno. Certamente, l'ultima battuta però vorrei farla anche sul Trapani. Io dico sempre, siamo una televisione regionale, non possiamo pensare di parlare soltanto del Catania, che bene o male insomma ci interessa più da vicino, perché noi siamo a Catania, trasmettiamo da Catania almeno questa trasmissione, però grande rispetto anche per il Trapani, che avrà un Cosenza da domare
e probabilmente anche da vendicare una sconfitta che purtroppo è costata il secondo posto. Diciamo che lì a Trapani hanno deciso di non avvalersi dei mental coach, anche se ne avevano bisogno anche loro, perché poi l'andazzo della stagione tra Catania e Trapani sono andate un po' a braccetto. È chiaro che i Granata hanno tutte le qualità per poter arrivare fino in fondo, probabilmente dovranno cercare di non spegnere la luce lungo la via, e quello è il problema comune a tutte le squadre che partecipano quest'anno ai playoff. Mi sembra di poter dire che non ci sia stata una mazza campionato, tranne nel girone B col Padova. Per il resto è stata una lotta a chi sbagliava meno. Queste squadre devono imparare a non sbagliare in questo momento della stagione. Bene, allora incrociamo le dita e speriamo bene che possiamo raccontare un successo di una squadra siciliana. Ci fermiamo qui, così accontentiamo tutti. Dai, fermiamoci. Grazie a Gianluca Virgillito. Grazie a voi. Voglio ringraziare in modo particolare la presenza di Alessio Patti oggi qui all'interno di Penalty Play, perché come tutti ben sanno, insomma, il suo volto, la sua competenza ha accompagnato la crescita anche di questa trasmissione. Parlo soprattutto quella della domenica, perché questa è nata in questa stagione televisiva. Indirettamente parla sempre di calcio dilettantistico, e insieme credo che lo abbiamo raccontato con grande rispetto e con grande semplicità. Grazie Ettore per le lusinghe, per l'affetto che sempre dimostri nei miei confronti, nei confronti di tutto il movimento. Io rinnovo i miei ringraziamenti a te, rinnovo i miei saluti e soprattutto il mio invito alla presenza all'Oscar del Calcio a 5 e ai Penalty Awards, sempre all'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sì, facciamo uno spot unico, bravo. Lunedì 1 giugno, una bella vetrina per la città di San Gregorio. Perfetto, perfetto. Bene, allora noi ci congediamo, vi diamo appuntamento a domani giovedì, come anticipato a metà trasmissione, sarà una puntata ricca perché parleremo di cinema, di teatro, di musica, spaziamo, il giovedì ci prendiamo la nostra giornata di libertà e sicuramente ci divertiremo insieme a voi. Vi voglio ricordare come al solito che il coordinamento tecnico è stato curato da Giuseppe Giuffrida, in regia Andrea Salerno e Roberto Di Marco. Grazie a tutti, appuntamento domani alle 14:30 per una nuova puntata di Penalty Play. Un soffio corre come il vento, c'è un campo verde ed io non so spiegarti come il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fa l'amore mio, vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita e se tutto un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.